shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never... Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Magnano in Riviera. Quarta domenica di ottobre e ormai appuntamento imperdibile e immancabile con la Marcia delle Castagne. Siamo giunti alla 17ª edizione e gli organizzatori, il gruppo Maratona Magnano in collaborazione con la squadra comunale antincendio in boschivo vi hanno preparato 4 bellissimi percorsi. Chiara? I percorsi sono di 4, di 7, di 13 e di 22 km. Purtroppo quest'anno il percorso da 27 è stato tagliato a causa di una frana avvenuta pochi mesi fa. Non ce la siamo sentita di far percorrere quel tratto un po' pericoloso. Sono comunque suggestivi tutti gli altri percorsi, i ristori sono come sempre ottimali. Al termine della marcia tutti i nostri partecipanti potranno usufruire dei chioschi della Proloco e verranno distribuite gratuitamente a tutti le castagne. Vi aspettiamo. Per chi non lo sapesse, Magnano è a circa 20 km a nord di Udine lungo la strada statale Pontebana tra i comuni di Tarcento e Artegna. Oltre al capoluogo c'è la frazione di Bueris e di Billerio e la popolazione è di circa 2360 abitanti. Three bodies lying dead as Patty see, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene. Come potete vedere, qui accanto a me c'è la porchetta che tutti i partecipanti potranno gustare al termine della manifestazione. Qui con me c'è il porchettaro. Da che ora è qua lei? Dalle 3:30 di questa mattina. Quindi è un bel lavoretto. Sì, diciamo che per cuocerla vanno 8 ore e mezza, quasi 9, ecco. Bene. Quindi per mezzogiorno e mezza alla 1 dovrebbe essere pronta. La ringrazio, buon lavoro. Ciao, come ti chiami? Justin. Che percorso vorrai fare? Non lo so. 4, 7? Il massimo. Il massimo, 22 km vuoi fare? Va bene, allora questo bambino ha detto che vuole fare 22 km. Lo aspettiamo all'arrivo, vediamo se farà così. Part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number 1 contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down when a cop put him over to the side of the road. Just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show. Siamo qui alla partenza, chiediamo a 2 partecipanti le impressioni prima di partire. Ma una bella giornata, si sta bene, speriamo che il percorso sia bello asciutto e via. Tu cosa ti aspetti? Di fare una bella gara, siamo in forma, anche se un po' vecchietti. Va bene, vi ringrazio, buona corsa, ciao! Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw 2 men running out, they looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded.
Siamo in piazza Ferdinando Urli a Magnano capoluogo, che è il punto di partenza e di arrivo di tutte le marce. Questa piazza, a causa degli eventi sismici del 76, del maggio 76 e del settembre, è stata completamente distrutta e adesso, come la vedete, è ricostruita. Piazza che comunque, nonostante abbia cambiato completamente fisionomia, è sempre stata intitolata Ferdinando Urli, eroe magnanese, eroe della prima guerra mondiale, medaglia d'oro, morto sul dente del Pasubio il 19 ottobre 1916. The wounded man looks up to his one dying eye. Say, why'd you bring him in here, boy? He ain't the guy. Here's the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been a champ. Lungo il percorso troviamo la chiesa di Billerio, chiesa fortemente lesionata dal terremoto ma fortunatamente recuperata. Chiesa che risale al XIX secolo, fine 1800, progettata da Girolamo da Ronco di Gemona, che è il padre del più conosciuto architetto Raimondo da Ronco. All'interno troviamo degli affreschi di Titta Gori, Tubaro e dell'udinese Politti. The ghettos are inflamed. Rubens in South America fighting for his name. Well, Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that just happened in a bar. Remember you said... Abbiamo a caldo un Due Pignoni a Ezio. Ciao Ezio, buongiorno. Come sta andando? Tutto molto bene. Quante persone? Adesso, come vedi, l'affluenza è abbastanza elevata, è difficile quantificare, faremo i conti alla fine poi, no? Comunque, se il buongiorno si vede dal mattino, questo è un buon giorno. Riuscite a parlare o è tutto un lavorare? Siamo un po' in affanno perché, come vedi, ci teniamo a far bella figura, pertanto siamo sotto pressione in questo momento. Bene, buon lavoro allora, grazie, ciao! Thinking like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running that night. Don't forget that you are white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. The cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man into a man. Con questo favoloso profumo di polenta che giunge alle nostre spalle chiudiamo questa bellissima giornata a Magnano in Riviera. Abbiamo anche il sindaco che anche lui ha partecipato a questa bellissima camminata in una splendida giornata. Io comunico semplicemente il risultato dei partecipanti, che sono oltre 3.100 persone che oggi ci hanno allietato con la loro presenza. Passo la parola a Chiara che ci ha fatto compagnia.
Io ringrazio tutti quanti i partecipanti, ringrazio la Proloco, la Protezione Civile che ci ha dato una gran mano e tutti quelli della Maratona Magnano che hanno dato una mano per il corretto svolgimento di questa marcia. Vi aspettiamo l'anno prossimo. Passiamo la parola al sindaco. Grazie mille, io mi devo limitare veramente a fare le congratulazioni, comunque a ringraziare tutti quelli che ogni anno riescono sempre a stupirci con una organizzazione perfetta, con un'organizzazione semplice ed efficace, però riescono quindi a realizzare questi record anche di partecipazione. Diciamo che sicuramente il nostro cameraman avrà inquadrato la moltitudine di persone che hanno partecipato a questo evento e quindi questo già parla e quindi non servono altre parole da parte mia. Quindi ringrazio tutti per aver scelto Magnano, il nostro comune. Il profumo di polenta sta aumentando, sta aumentando la fame, e quindi chiudiamo qua e buona giornata a tutti e ci vediamo il prossimo anno. Certo. Al prossimo anno a tutti.